Ha riaperto il dormitorio diocesano al centro Franco Chiarella di Chiavari, dove tante persone hanno partecipato al pranzo per il 72esimo compleanno del villaggio del ragazzo. In anticipo rispetto agli anni scorsi è partita la stagione dell'olio, resa minore rispetto al 2017, ma comunque buona la qualità. Centinaia di studenti delle scuole di tutta la Liguria hanno animato a Rapallo la tappa ligure del progetto Il futuro sottosopra, incontri e iniziative per pensare la scuola di domani. Papa Francesco ha aperto il Sinodo dei Vescovi sui giovani, ai padri sinodali l'invito ad ascoltare i ragazzi senza pregiudizi. Il comune di Correglia Ligure sistema le strade di Canevale ed Ezzerega, ha previsti interventi anche all'illuminazione pubblica e al Rio Valle Bella. L'ambiente non è una risorsa illimitata, bisogna capire entro quali limiti possiamo sfruttarlo. A dirlo il docente universitario Giorgio Bavestrello alla giornata diocesana per il creato. Sciopero dei lavoratori Astore di Casarza Ligure e presidio dei 44 dipendenti davanti ai cancelli per chiedere all'azienda di fermare il trasferimento a Casella. Scoperte dalla Guardia di Finanza di Riva Trigoso 25 case vacanza abusive, denunciate 16 persone tra Sestri Levante e Moneglia. Rinnovati i locali del guardaroba cittadino a Chiavari, il servizio gestito dalla Caritas riaprirà a fine mese a lavori volontari per la sistemazione degli indumenti. L'abbazia di Borzone, fulcro religioso, culturale ed ecumenico della Val d'Aveto. Il progetto Smart Destination mette al centro l'edificio sacro in un'ottica di promozione turistica. Le pigotte dell'Unicef realizzate dagli ospiti della casa di riposo Torriglia di Chiavari. Festa con gli alunni di una classe dell'Istituto Maria Luigia. Aperte le porte della chiesa dei Frati Cappuccini di Chiavari per la distribuzione del pane destinato alle famiglie più bisognose. Sesta tappa a Chiavari per il Giro and Bike, 70 atleti in gara, tra cui molti campioni. Il percorso ha attraversato il centro cittadino. E sarà il sindaco di Genova Marco Bucci il commissario straordinario per la ricostruzione, la nomina annunciata dal Presidente del Consiglio ad Assisi. Un saluto a tutti e bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì con temi diocesani, perché ha riaperto con il 1° di ottobre il dormitorio diocesano al centro Franco Chiarella di Chiavari. Qui tante persone sabato si sono date appuntamento per festeggiare insieme il 72esimo compleanno del villaggio del ragazzo. Vediamo il servizio. Eccellenza, qual è il significato di questa giornata? Ormai è una giornata tradizionale quella che viviamo, è un giorno di compleanno, quindi ogni anno si ripete e il compleanno è del villaggio e quindi di tutti quelli che sono legati al villaggio, e questo è il significato, dato che il villaggio guarda agli ultimi, è la giornata degli ultimi. E qui c'è spazio per loro e per un giorno almeno vivono un momento di non soltanto di soddisfazione della fame, ma di comunità, di accoglienza, e credo che questo dia loro qualcosa che è di più che il cibo che oggi così buono mangiano. Come va la vita, le serate, le notti qua al dormitorio? Sono sempre molto vivaci, perché i nostri ospiti quando arrivano sono molto stanchi, però poi dopo il primo caffè incominciano poi a parlare, ci coinvolgono un po' nelle loro giornate un po' particolari. Contate che tanti arrivano anche dall'estero, quindi o che partono poi il mattino dopo per andare nel resto d'Europa, per cui noi rimaniamo un po' così ad ascoltare i loro racconti, però sono persone che noi poi rivediamo con piacere quando poi tornano, che stanno bene, che insomma, la loro vita non è migliorata a livello economico e sociale, però affettivo, loro sono contenti di tornare da noi e noi di rivederli, e che soprattutto che stanno bene, perché poi la vita di strada è sempre molto difficile, soprattutto per le donne. Che cosa vi dice a voi, a te personalmente, un'esperienza come questa? Ma è un'esperienza importantissima, perché si riscoprono i veri valori delle cose che abbiamo. Per noi sembrano molto banali,
ma solo una doccia, un caffè in compagnia è fondamentale, più che altro per persone che stanno magari tutto il giorno sole in giro su treni, autobus, non è facile. Avere un punto di ritrovo alla sera, un punto sicuro è importantissimo. Parliamo adesso della stagione di raccolta delle olive, una stagione iniziata in anticipo rispetto agli anni passati. I frantoi infatti sono già entrati in attività. Buona la qualità dell'olio, anche se la resa è minore rispetto al 2017. Andremo poi a Rapallo invece per parlare della tappa ligure del progetto nazionale Il Futuro Sottosopra, che ha visto partecipare centinaia di studenti provenienti da tutta la Liguria. Vediamo i servizi. Noi ci auguriamo senz'altro che la scia sia quella dell'anno scorso e che quindi otterremo un prodotto ottimale. Non so se sarà con la resa dell'anno scorso, che è stata ottima, però senz'altro il prodotto sarà più che apprezzabile. Parte con il piede giusto anche la stagione 2018-2019 dell'olio di oliva. In anticipo di quasi 2 settimane rispetto all'avvio tradizionale di metà ottobre, quasi tutti i frantoi del Tigullio si sono già messi in moto per una frangitura delle olive che, complice il vento di queste ultime ore, sta già facendo registrare molte prenotazioni. La stagione si presenta abbastanza buona, soprattutto perché non c'è stata molta invasione di mosca olearia, per cui il prodotto è buono, non ha avuto bisogno di trattamenti per la mosca olearia, per cui il prodotto senz'altro sarà apprezzabile, sarà più che apprezzabile. Una resa che secondo le prime indicazioni si attesterà intorno al 16-20%, mentre lo scorso anno, complice il periodo siccitoso che aveva caratterizzato l'estate e il primo autunno, aveva raggiunto valori intorno al 22-25%. A fronte di questo però la qualità dell'olio si conferma buona. Per favorire questo però è necessario fin da subito mettere in campo alcuni accorgimenti che potranno evitare che si rovini il frutto prima della sua spremitura. Velocizzare la stesura delle reti il prima possibile, effettuare la raccolta più velocemente possibile in modo da ottenere, da portare al frantoio un prodotto qualitativamente valido. Tra le realtà operative in queste ore c'è il frantoio della Cooperativa Agricola Lavagnina, punto di riferimento per i soci e tutti gli olivicoltori della zona di Lavagna e non solo. Da quest'anno il servizio di frangitura offerto potrà contare su una nuova informatizzazione del sistema di prenotazione che garantirà tempi di attesa più brevi e una migliore ottimizzazione. Abbiamo informatizzato le prenotazioni in modo da ottimizzare il servizio agli agricoltori, che avranno il frantoio quindi a disposizione praticamente 24 ore su 24. Abbiamo potenziato anche le squadre operative, per cui saremo in condizione di soddisfare qualsiasi richiesta. Si parte da questo robottino per poi costruire robottini un po' più complessi. È proprio questo lo scopo della nostra attività, far vedere alla gente che da un robottino semplice come questo, che si muove semplicemente avanti e dietro, si può passare a robottini molto più complessi. Pensare e sognare la scuola del futuro, guardando attraverso la tecnologia di domani, ma passando attraverso la passione degli studenti di oggi. Con questo spirito, per 3 giorni Rapallo è diventata la capitale italiana della scuola, con il progetto Futura Italia del Ministero dell'Istruzione, che ha scelto la cittadina del Tigullio occidentale come tappa ligure di un tour itinerante tutto lungo lo stivale. Oltre a un centinaio gli studenti dei diversi istituti della Liguria che si sono messi alla prova in diversi ambiti, facendosi portavoce di una voglia di crescere che più che mai deve coinvolgere le istituzioni scolastiche. Abbiamo trattato argomenti che riguardano sia la fragilità della persona, ed è stato il tema di ieri, che quelli del territorio, che appunto sarà il tema centrale della giornata odierna. Fragilità e resilienza è stato il titolo scelto per la tappa ligure, che ha proposto percorsi ed esperienze per superare i limiti e rovesciare i rapporti tra territorio, conoscenza e tecnologie. Cuore centrale della 3 giorni di Rapallo è stata la Maratona Civicache Liguria, dove 101 ragazzi, insieme alla loro creatività, si sono messi a lavorare in team per trovare soluzioni alle difficili situazioni del territorio ligure. Dovranno trovare una soluzione innovativa riguardo i problemi principali della Liguria, che in questo caso ne sono stati individuati 2, i principali, ovvero il fatto dei trasporti e del modo di spostarsi in Liguria anche in caso di alluvioni o di altri problemi che riguardano il territorio, e per quanto riguarda anche il secondo problema era quello sull'aiuto degli anziani, che qui in Liguria c'è una percentuale molto alta di anziani e spesso abitano in posti difficili da raggiungere o hanno molte difficoltà a causa appunto del territorio.
in questo caso i ragazzi stanno cercando soluzioni che possono essere innovative ma allo stesso tempo fattibili. Nella giornata di mercoledì Papa Francesco ha aperto il Sinodo dei Vescovi sui giovani. L'invito da parte del Pontefice è quello di ascoltare i giovani, i ragazzi, senza pregiudizi. Andremo poi a Coreglia Ligure con i nostri servizi, dove sono iniziati alcuni interventi di ripristino delle strade frazionali, ma anche per il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica. E poi parleremo di ambiente, perché il tema è stato al centro della giornata diocesana del Creato. Vediamo i servizi. È con una invocazione allo Spirito Santo che Papa Francesco apre il terzo sinodo del suo pontificato dedicato ai giovani. Presenti sul sagrato della Basilica Vaticana i 266 padri sinodali, a cui il pontefice chiede di ravvivare la propria passione per Gesù e contagiare i giovani per renderli capaci di profezia e visione, senza farsi soffocare dai profeti di calamità e di sventura. Francesco pensa ai padri venuti da tutte le parti del mondo e si commuove citando i 2 vescovi della Cina continentale che per la prima volta possono partecipare ad un sinodo. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Dell'intero episcopato con il successore di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza. Uniti nella speranza cominciamo un nuovo incontro ecclesiale, auspica il Papa. La speranza ci interpella, ci chiede di lavorare per rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione, di violenza alle quali sono esposti i nostri ragazzi. I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con maggiore impegno. Poi lo sguardo del Santo Padre si posa sui 34 giovani tra i 18 e i 29 anni che partecipano al Sinodo come uditori e uditrici e interpreta così le loro attese. Essi ci chiedono e esigono una dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione. Papa Francesco chiede ai padri sinodali di mettersi in ascolto gli uni degli altri per discernere insieme quello che il Signore sta chiedendo alla sua Chiesa. E badiamo bene che non prevalga la logica dell'autopreservazione e dell'autoreferenzialità, che finisce per far diventare importante ciò che è secondario e secondario ciò che è importante. Finalmente siamo riusciti a dare una risposta all'esigenza di tanti cittadini che giustamente ci chiedevano di mettere in sicurezza le strade, sia quella di Canevale sia quella di Valle Fredda. Abbiamo contratto un mutuo e in settimana sono partiti i lavori sulla strada comunale di Canevale, e penso che settimana prossima si faranno quelli sulla strada sempre comunale di De Zerega fino al Passo della Crocetta. Quanto si stima possano durare i lavori? Una settimana a Canevale, una settimana a De Zerega abbiamo sistemato il fondo. Ecco. Non sarà un rifacimento completo dell'asfalto? Questi comuni come Coreglia piccoli hanno risorse veramente, veramente scarse ed è un problema, sta diventando. Credo che anche a livello centrale dovranno prima o poi rendersene conto che è impossibile amministrare anche le realtà piccole che comunque sono importanti, dove la gente comunque vive a diritto ai servizi, con questi tagli, questi continui e queste scarsità di risorse. E quindi si tratterà soltanto di intervenire sui punti critici, ovviamente non l'asfalto completo, però credo che comunque alla fine dei lavori la strada sarà sicuramente percorribile con tranquillità e sicurezza. Gli altri interventi cosa riguardano? Entro fine anno abbiamo anche previsto altri 2 interventi, uno sulla pubblica illuminazione con ampliamento del numero dei punti luce, sulle frazioni di Pian dei Manzi, di Coreglia e di Canevale. Inoltre, con un finanziamento regionale di 4.500 euro, facciamo la pulizia di un rio, il rio Valle Fredda, che
soprattutto nella parte terminale in confine col comune di San Colombano e sull'attraversamento dalla strada comunale potrebbe creare problemi per la fitta vegetazione che è cresciuta dentro l'alveo del fiume, quindi lo sistemiamo e lo rendiamo sicuro anche questo. L'ambiente non è una risorsa illimitata, noi lo possiamo sfruttare ma entro certi limiti. Dobbiamo capire quali sono questi limiti e trovare il modo di non superarli. Questo il monito di Giorgio Bavestrello ai presenti nella chiesa di San Pietro in Vincoli. L'intervento del professore ha riguardato principalmente i cambiamenti che in questi decenni sono avvenuti nel nostro mare, indagando quali possano essere state le cause, dal riscaldamento climatico fino all'impatto diretto delle comunità costiere. I cambiamenti sono stati veramente molteplici e a tantissimi livelli. Prima di tutto sono cambiate le comunità di animali, perché molte specie di pesci, ma anche di invertebrati che una volta vivevano in acque meridionali, ora trovano le condizioni adatte per vivere anche all'estremo nord del Mediterraneo, dove si trova per l'appunto il Mar Ligure e Portofino. Altre specie addirittura sono penetrate dai mari tropicali, sia attraverso la soglia di Gibilterra, sia attraverso il canale di Suez, e si sono impiantate qui da noi. Naturalmente tutto questo ha prodotto dei riarrangiamenti dei rapporti nelle comunità marine. Poi gli effetti più impressionanti che ci sono stati proprio a partire dal 2000 sono state una serie di morie di organismi marini, la più impressionante di tutte proprio nella tarda estate del 1999, quando una massa di acqua calda sfiorò il Mar Ligure uccidendo milioni di organismi marini. Per fare un esempio, il promotore di Portofino era un sito tipico per la pesca delle spugne da bagno dei pescatori greci. In questo momento le spugne da bagno a distanza di 20 anni a Portofino sono totalmente estinte. Cosa possiamo fare noi per evitare il deperimento dell'ambiente marino? Le questioni sono a livelli molto diversi. Il riscaldamento globale è un fenomeno che dipende probabilmente da cause naturali, e anche quando ci si tratta di cause umane sono questioni che devono essere trattate a livello sovranazionale. Però noi possiamo fare molto invece per quello che riguarda le cause prossime. Molti dei nostri comuni costieri, per esempio, ancora sversano in mare liquami non trattati, oppure che della pesca ha raggiunto livelli probabilmente non sostenibili. Quindi insomma su queste cause più prossime chiunque di noi può intervenire, così a livello più locale fino a livello personale. I temi del lavoro nella giornata di giovedì con lo sciopero dei lavoratori dell'Astore di Casarza Ligure. I dipendenti hanno presidiato i cancelli della fabbrica chiedendo all'azienda di bloccare il trasferimento del polo produttivo dalla Val Petronio a Casella. E poi, per quanto riguarda la cronaca, la Guardia di Finanza di Riva Trigoso ha scoperto 25 case vacanza abusive che non erano registrate, denunciando 16 persone. Facciamo il punto. È iniziato dal turno della notte per proseguire per tutta la giornata lo sciopero dei lavoratori dell'Astore di Casarza Ligure. 44 i dipendenti in forza allo stabilimento della Val Petronio che insieme a quelli dell'indotto hanno presidiato i cancelli della fabbrica per chiedere ancora una volta all'azienda di fermare un trasferimento a Casella che per la maggior parte di loro è insostenibile ed equivale ad un licenziamento indiretto. Noi non ci stiamo, noi vogliamo restare qua sul territorio, qui abbiamo i nostri affetti, i nostri cari, i nostri figli che vanno a scuola e vogliamo restare qua sul territorio, anche perché un trasferimento comprometterebbe completamente la nostra vita personale, la nostra vita privata, sarebbe complicatissimo la gestione di tutto questo. È un trasferimento che alla luce anche dei risultati dell'azienda risulta inspiegabile, comunque non è giustificato. Certo che sì, perché i risultati sono ottimi, questa azienda dà buoni risultati in termini di fatturato, in termini di produttività e di qualità e servizio al cliente. Quindi per noi non c'è una motivazione concreta a questo trasferimento, se non che probabilmente una motivazione economica del gruppo, della dirigenza. A portare il sostegno delle istituzioni alla protesta dei lavoratori i rappresentanti dei comuni della Val Petronio. Un'avvertenza, quella di Astore, che è diventata una battaglia di tutto il comprensorio, ma non solo. È un'assurdità doverla smontare e non se ne capisce il motivo, quindi noi proseguiremo in questa battaglia. Adesso abbiamo alzato il tiro insieme ai sindacati e ai dipendenti, abbiamo coinvolto parlamentari, abbiamo coinvolto i consiglieri regionali, abbiamo coinvolto anche il Ministero del Lavoro, il quale ci ha già risposto, e adesso nei prossimi giorni poi convocheremo un consiglio comunale congiunto
e lì poi faremo un documento di solidarietà per la fabbrica e come vedete siamo qua adesso per la strada dove è il nostro territorio e dove è giusto che noi siamo. Ecco. La maggioranza dei casi era nel comune di Moneglia, alcune proprio sul lungomare, altre proprio molto sull'entroterra, sulle prime alture, anche alcune bellissime villette con una stupenda vista mare e qualche caso anche nel lungomare di Sestri. Erano ben pubblicizzate sui diversi siti internet di prenotazioni online, ma totalmente sconosciuti al fisco e agli uffici comunali a cui spetta la registrazione. 17 gli appartamenti ad uso turistico e 8 le case vacanze totalmente in nero scoperti dagli uomini della brigata della Guardia di Finanza di Riva Trigoso tra Sestri Levante e Moneglia. Un'attività di contrasto all'abusivismo che si è sviluppata nel corso dei mesi estivi e che ha visto controlli diretti anche sul campo per verificare l'effettiva presenza di turisti all'interno di queste strutture che venivano affittate per cifre importanti comprese tra i 1.000 e i 2.000 euro a settimana. Un riscontro tra i dati forniti appunto su questi siti e i vari comuni interessati ci hanno permesso di verificare appunto l'assenza totale di denunce o di comunicazioni al comune e quindi l'assenza totale anche delle comunicazioni della PS che vanno fatte in questi casi. Quanti soggetti sono stati denunciati? Sono 16 persone denunciate sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista penale e 25 sono stati i casi di abitazioni o alloggi o di case vacanze completamente irregolari. Questi appartamenti erano affittati a famiglie turisti che passavano sul territorio del Tigullio un breve periodo di vacanza. Quali sono i risvolti nei loro confronti? No, i clienti non hanno nessuna sanzione, i clienti hanno regolarmente affittato anche spesso tramite dei siti, quindi i clienti anzi ci hanno fornito, li abbiamo spesso intervistati all'uscita appunto degli appartamenti durante questi controlli per dimostrare appunto che gli appartamenti fossero in qualche modo occupati e tanti hanno fornito anche gli importi, le dinamiche appunto come avvenivano le prenotazioni, quindi i clienti assolutamente non sono coinvolti. Un'attività che prosegue, ci sono ancora controlli in corso? Sì, abbiamo ancora qualche altro controllo che stiamo facendo tra Sestri Levante e Moneglia che sono i comuni maggiormente coinvolti. Ancora i temi di carattere diocesano perché hanno riaperto in queste settimane solo per permettere la sistemazione dei nuovi locali ripristinati il guardaroba diocesano, il guardaroba cittadino che ha sede a Chiavari sotto il santuario di Sant'Antonio da Padova. Si sono riuniti volontari per procedere alla sistemazione degli indumenti. Parleremo di questo nei prossimi servizi ma anche dell'abbazia di Borzone che sta diventando un fulcro per quanto riguarda il rilancio turistico del comprensorio della Val d'Aveto e poi l'iniziativa che ha visto protagonisti gli anziani delle Torriglia di Chiavari che hanno realizzato alcune pigotte simbolo dell'Unicef sono state consegnate ai bambini di una classe del Maria Luigia che li hanno incontrati in occasione qualche giorno dopo la festa dei nonni. Vediamo tutto questo nei prossimi servizi. Gli scaffali vuoti da riempire, le pareti intonacate di fresco e tante scatole da svuotare e sistemarne il contenuto in modo ordinato. Ha ripreso così a Chiavari, nei locali sotto il santuario di Sant'Antonio da Padova, l'attività dei volontari del guardaroba cittadino. Il servizio, gestito dalla Caritas diocesana, riparte dopo alcuni mesi di stop, necessari per permettere l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, che hanno portato, tra le altre cose, con la sopraelevazione del pavimento di 50 cm, alla messa in sicurezza degli spazi prima soggetti ad allagamenti. L'acqua dal terreno entrava dentro i locali indipendentemente dall'esondazione e questo messo a sicurezza tutto il materiale. Il lavoro da fare adesso è tanto per una riapertura programmata a fine mese, ma l'entusiasmo dei volontari non manca. Ci siamo viste oggi con alcune volontari per un primo incontro, ma c'è poi bisogno dell'aiuto di tutti e se c'è qualcuno che è disponibile per offrire il proprio aiuto e venire a darci una mano, lo può fare magari contattando la Caritas in modo che ci sia poi la possibilità di mettersi in contatto con noi e con questo servizio per
adesso a porte chiuse diciamo per il pubblico, ma i volontari sono ben accetti. Tutte volontarie siete? Eh sì, tutte volontarie, dalle persone più anziane che già lo facevano una volta, a persone più giovani e questo vabbè, se mi è permesso io potrei fare anche un appello, nel senso che alla fine siamo veramente solo tutte donne, chi più giovane, chi meno giovane, e dato che il nostro servizio è rivolto a tutta la popolazione, ecco, sarebbe secondo me importante che qualche persona, qualche uomo che magari anche desse la sua disponibilità anche soltanto a venire qua come presenza, per noi è sia presenza e ci darebbe un conforto, un aiuto, alle volte anche soltanto sedersi qua e leggere il giornale, che però noi magari abbiamo bisogno, che so, di trasportare una cosa più pesante oppure magari di calmare un pochino i toni, eccetera. A noi questo farebbe molto piacere. Essere presenti in rete per implementare le presenze sul territorio. È il proposito di chi lavora in Val d'Aveto per accrescere le presenze turistiche nel proprio parco. Valorizzare i servizi online per far conoscere le bellezze del parco anche ai turisti e migliorando metaforicamente i collegamenti tra la costa, già meta turistica, e l'entroterra. Un luogo, aggiunge il presidente del parco Focacci, che andrebbe promosso a livello europeo e che è già dotato di strutture ricettive per accogliere flussi turistici consistenti. Noi abbiamo aperto negli ultimi anni 3 rifugi nuovi, ne abbiamo altri sul territorio, ne abbiamo 2, quello di... Possiamo fare i nomi di tutti, almeno quello del Bocco, che era già aperto, abbiamo quello del Penna, aperto da poco, abbiamo quello del Malgazzanoni, abbiamo quello di Prato Mollo, abbiamo il piccolo rifugio di Ventarola. Le strutture ci sono, gli esercenti ci sono, rispondono, quindi più gente viene, più noi ne vogliamo. Ecco, non è un problema di spazio, è soltanto questione di possibilità. Tramite il web possiamo essere riconoscibili sul nostro territorio, perché possiamo andare dall'altra parte del mondo senza dover usare della carta, e poi però noi siamo presenti sul territorio come accoglienza, per cui saremo presenti per il turista che vuol venire da noi, che vuol vivere delle esperienze, che vuol vivere delle emozioni, perché noi abbiamo tanto da raccontare. Argomenti trattati durante la presentazione del progetto europeo Smart Destination, il cui scopo è proprio la valorizzazione locale attraverso mezzi digitali. La presentazione è avvenuta in uno dei siti più pregiati della vallata, l'Abbazia di Borzone, che sarà destinataria di un contributo di 12.000 euro per restaurare il portone e sarà punto focale del rilancio della vallata. Dopo tanti e tanti anni di fatica, a volte anche non molto corrisposta, finalmente si cominciano a vedere dei frutti. E spero che l'abbazia faccia e svolga quel ruolo che le abbazie avevano nell'antichità, nel primo medioevo, quando diventavano realmente dei punti di riferimento a livello religioso, anzitutto di proposta cristiana, ma anche a livello culturale e anche economico. Anche se la festa dei nonni è trascorsa da alcuni giorni, ci hanno pensato gli alunni della quarta elementare della scuola Maria Luigia di Chiavari a riempire di gioia e allegria il salone della casa di riposo Torriglia, dove ad attenderli c'erano decine di ospiti della struttura. In prima fila, insieme ai bimbi che hanno intonato alcuni canti, 4 pigotte. L'iniziativa delle pigotte quest'anno era di adottare un nonno tramite la pigotta. Ora qui i nonni sono tanti, le pigotte sono 4, allora diamo la possibilità a un bambino che venga salvato, così il nonno tramite questo nipotino si sentirà anche lui festeggiato. I bimbi hanno animato all'interno del Torriglio. Sì, ho visto che erano molto soddisfatti, già veramente quando sono venuto ho chiesto come l'hanno presa gli ospiti, dice sono tutti felici, sono in attesa di sentire i ragazzi. Protagoniste del momento di festa, quindi, le pigotte, bamboline di pezza, simbolo dell'Unicef, che sono state realizzate proprio dagli anziani ospiti della struttura per un progetto di assistenza che li ha visti impegnati in diverse attività di animazione. Noi da un anno stiamo tentando di alleggerire le cure antidepressive per dormire, tutta questa serie di farmaci che gli ospiti prendono attraverso delle cure non farmacologiche. Una sono state le pigotte che li hanno coinvolti e entusiasmati. Abbiamo adesso il nuovo arrivo che è Rocky, il cane interno alla struttura che di nuovo fa parte di questo
questo progetto, e tante altre cose sono state fatte. Siamo usciti, siamo andati al mare quest'estate con colazioni al bar, per fare in modo, come dire, che la vita sia divertente anche in struttura. E l'entusiasmo è palpabile, sia per le pigotte che per il cane che per tutte le iniziative. E un altro servizio che è ripartito, quello della distribuzione del pane invenduto alle famiglie bisognose. Fulcro di questa iniziativa, che si svolgerà tutti i sabati, è la chiesa dei frati cappuccini di Viale Tappani a Chiavari, dove i volontari si danno appuntamento per distribuire il pane raccolto da diversi panifici cittadini. Siamo andati a vedere come avviene appunto la distribuzione. Poi, per quanto riguarda lo sport, Chiavari è andato in scena e la sesta tappa del Giro di Italia di handbike, 70 i campioni che hanno attraversato le strade del centro storico cittadino. Vediamo i servizi. È partita questa mattina l'iniziativa di raccolta e distribuzione di pane promossa dal Comune di Chiavari in collaborazione con diverse associazioni di volontariato e panifici cittadini e destinata alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Stamattina ci siamo ritrovati con i volontari nostri della Caritas, ma anche quelli del Banco di Solidarietà e del Baliatico, perché questo servizio verrà svolto dalle nostre 3 associazioni a turno, e abbiamo cominciato a ricevere il pane, la focaccia, le pizze e anche dei dolci che i panifici donano per le famiglie che hanno delle difficoltà. E ci siamo ritrovati alle 7:15, abbiamo raccolto le cose che sono state portate dai volontari dell'Anteas che fanno la raccolta nei panifici, e abbiamo distribuito nei sacchetti, nei vassoi, abbiamo preparato, a seconda dei componenti del nucleo familiare, abbiamo preparato le cose che ci erano state donate. 8 le famiglie che proprio questa mattina si sono recate in Viale Tappani per ricevere la busta di pane, focaccia e non solo. L'iniziativa solidale va incontro alle esigenze di chi ogni giorno ha difficoltà a fare la spesa e concede loro così un sospiro di sollievo. Le famiglie che hanno una difficoltà anche temporanea per la loro vita possono rivolgersi ai servizi sociali. I servizi sociali, in collaborazione con le associazioni, verificano le necessità e danno eventualmente l'ok per venire a prendere questo pane. Ogni sabato mattina a partire dalle 8 la distribuzione presso il convento dei frati cappuccini, che ci permettono di utilizzare la loro struttura per preparare i sacchetti. C'è tutti i sabati mattina, esclusi i sabati festivi, secondo un calendario che poi viene anche dato dai servizi sociali. Il pane che eventualmente avanza viene lasciato per la mensa del pranzo qui dai frati cappuccini. Una parte quindi del pane raccolto viene utilizzato per la mensa. È stata una bella gara, insomma, qua in casa della mia società, insomma, di Vittorio Podestà. È un bel percorso, tutto curve. Bello anche il tempo, insomma, ci ha assistito, ecco, sono felice, insomma. Come ti sei trovato nel circuito? No, bello perché curve, ripartenze, solo un po' diciamo, non pavé, insomma, lì un po' si sballotta, però insomma, bello, dai, è stato emozionante, insomma. È stato difficile come circuito? È difficile perché appunto ci sono ripartenze, frenare, ripartire. Però insomma è divertente, ecco, penso anche per il pubblico, insomma. Chiavari te la ricorderai per questa giornata? Sì, è emozionante perché l'ha organizzato il nostro pluricampione mondiale e paraolimpico, il nostro amico Podestà, e fa piacere vincere in questa gara che è organizzata da un nostro grande campione. Un grande lavoro a livello organizzativo. Sì. Come tutte le manifestazioni di questo livello, soprattutto nazionali, c'è un grosso impegno, necessita un grosso impegno, e devo ringraziare l'amministrazione, devo ringraziare chi ci ha dato l'aiuto per presidiare tutta la viabilità, perché
la città ha risposto molto bene, abbiamo avuto le strade libere, non si è fatto male nessuno, che questo è il punto che mi preme di più perché sono una manifestazione sportiva. Penso che il fatto di aver fatto passare, forse per la prima volta, una competizione di questo livello in carruggio dritto sia un fiore all'occhiello che ci porteremo avanti per molti anni. Chissà con quale sguardo oggi avrò visto Chiavari e Donnando. Beh, sicuramente Donnando sicuramente avrà visto benissimo questa giornata. Come appunto Vittorio ha sottolineato, il fatto che il tempo abbia tenuto quando era previsto veramente pioggia e un po' di sospensione c'è stata, ci piace pensare che Donnando da lassù abbia veramente cercato di fare la sua parte. Olmedo, Andmil, Afap, Olnus. Quali sono le caratteristiche di questa tappa? Allora, oggi sicuramente è un circuito molto tecnico, è ricco di curve, controcurve, infatti faremo 2 gare, quindi 2 partenze separate proprio per garantire la sicurezza degli atleti, e il bello è che attraverseremo tutto il centro cittadino con i famosi carruggi. Peccato per un po' di pioggia. E vabbè, quella ci sta, fa parte del gioco, i nostri però sono veri atleti e non si fermano davanti a niente. Oltre a Vittorio, il big di Chiavari, c'è qualche altra personalità in gara? Allora, innanzitutto da noi sono tutti campioni, sicuramente annoveriamo quest'anno la partecipazione a tutte le tappe di Francesca Porcellato, pluricampionessa paralimpica di qualsiasi tipo di disciplina, paralimpiadi invernali piuttosto che estive, nonché campionessa del mondo in carica per la sua categoria di handbike. Fate una strada che ha i portici entrambi i lati, entrate in una piazza dovete fare un destra e sinistra molto largo. Lì è un po' più mosso le pietre, ma niente di esagerato, non è la maratona di Roma, quindi è più tranquilla. Cosa vi aspettate da questa giornata? Sicuramente tanto divertimento, perché è un percorso bello, dinamico, veloce, tecnico, e insomma l'ha disegnato Vittorio, quindi insomma non poteva che fare una cosa molto, molto bella. Anch'io sono stata qua qualche anno fa alla gara, è molto bello, tantissimo pubblico, spero che anche oggi, nonostante così il tempo un po' poco felice, però ci sia lo stesso, perché è assolutamente divertente. Conoscete questa città, questo circuito? L'ho fatta 5 anni fa. 4 o 5 anni fa che hanno fatto la gara qua, l'ho fatta, perciò ed era spettacolare. Siamo così arrivati al nostro approfondimento. Questa settimana è dedicato a Genova, perché tracceremo un ricordo fatto dai familiari, dalla mamma e dal fratello di Henry Diaz, una delle vittime del crollo del ponte Morandi. Ma parleremo anche della notizia tanto attesa, ovvero la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione da parte del governo. È stata individuata la figura di Marco Bucci, il sindaco del capoluogo ligure. Vedremo questo nei prossimi servizi, al termine del quale si conclude questa edizione del TG Guardando la settimana. L'appuntamento torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Sono davvero lieto di annunciare che è pronto a Roma il decreto che firmerò nel pomeriggio, che nominerà il nuovo commissario straordinario nella figura che abbiamo ritenuto più idonea, il sindaco di Genova Marco Bucci. Arriva dal loggiato della Basilica di San Francesco d'Assisi l'annuncio del premier Giuseppe Conte, che conferma la nomina di Marco Bucci a commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi. Messa da parte l'ipotesi di Claudio Gemme, circolata fino a pochi giorni fa e accantonata per divergenze all'interno della maggioranza, va dunque al sindaco di Genova e della città metropolitana il compito di ricucire al più presto e nel miglior modo possibile l'infrastruttura viaria del capoluogo ligure. A 51 giorni dal crollo del Morandi e a 6 dall'entrata in vigore del decreto Genova, va a posto l'ultimo tassello mancante per un lavoro che si preannuncia comunque non facile, a partire dalle modifiche chieste al decreto governativo per renderlo più efficace. Richieste già avanzate nei giorni scorsi da Comune e Regione Liguria, e da Roma, dove si trovava per impegni istituzionali, sono arrivate le congratulazioni a Bucci da parte del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Mi sembra la scelta più sensata. Alle istituzioni della città resta la gestione del territorio come è giusto che fosse. Il commissario alla ricostruzione sarà
il Comune, il commissario all'emergenza resta la Regione, è una scelta fatta d'accordo con il Presidente del Consiglio Conte, con cui abbiamo avuto in questi giorni una serrata discussione. Buon lavoro al commissario Bucci, stiamo chiedendo, abbiamo chiesto e lo chiederà il commissario stesso alcune modifiche al decreto che andrà in conversione a partire dalla prossima settimana. Ci sono molte cose che, come abbiamo detto, non ci convincono in termini di efficacia e di rapidità e anche di risorse per la città, visto il confronto che abbiamo avuto con tutte le parti sociali ed economiche del territorio. Le stiamo portando al governo, mi auguro che possano essere recepite. Non ha fatto figli, ma lui ha seminato e io sto raccogliendo perché mi accorgo di come mi parlano i suoi compagni, gli amici. Lui sapeva aiutare le persone e sapeva dirle che a volte nelle difficoltà ci sono le opportunità. E nella debolezza che si è più forti, lo aveva capito bene Henry Diaz-Henao, 28enne di origini colombiane, residente ad Uscio nell'entroterra ligure. Rimasto senza padre in giovane età, si era fatto carico della famiglia, sostenendo la madre Nora e accudendo al fratello minore Emmanuel. Mio fratello stava aiutando una ragazza in Colombia non vedente, che oltre ad essere non vedente ha una discapacità motora. Pagava i trasporti a questa ragazza, lo faceva tramite una fondazione. Queste gesta, tutte queste azioni che ha compiuto in vita faranno in modo che lui sia ricordato, perché le buone azioni si circondano di un'energia diversa. È proprio Emmanuel che per primo, quel 14 agosto 2018, avverte che qualcosa di grave possa essere accaduto al fratello. Emmanuel è a Bogotà, sta per trasferirsi a Medellin per ragioni di studio. Nella tarda serata i vigili del fuoco estraggono dalle macerie l'auto di Henry. La madre viene accompagnata dal sindaco di Uscio all'obitorio per il riconoscimento. Avrei voluto anche io urlare, ma dovevo essere forte lì e io ho visto che il Signore mi ha accompagnato lì. Il ponte si è spezzato e ha squarciato in due una città, ma non ha distrutto la testimonianza di vita di Henry, che resterà indelebile in quanti lo hanno conosciuto. Lui è vero che se n'è andato, ma prima di andarsene mi ha insegnato a vivere, mi ha dato gli insegnamenti giusti per poter continuare.